It was good to win, so we can start the next part of the season like a new beginning and show the others what we are capable of. Really great to see the team growing, and today's win was important to that it showed us that we do good, and I mean it was great to feel the game again. It was just few minutes, but for the first time I'm really happy to be back after a long time. So it was just awesome, and I want to keep improving, and I hope I will get more and more minutes and become better. La prestazione di oggi è stata positiva su tanti aspetti, quello tecnico perché comunque era un campo difficile, veloce, con vento e pioggia che ha caratterizzato tutta la partita, però sono state brave a capire i momenti, quando poter giocare, quando fare la battaglia, e quindi siamo stati dentro per 95 minuti alla partita, difficile, siamo riusciti a concretizzare, potevamo fare anche più gol, abbiamo difeso anche bene, e quindi sono state davvero, sia dal punto di vista tecnico che emotivo e morale, tante cose positive. Era una partita delicata, arrivavamo da una sconfitta però da un periodo ottimo, dal momento migliore nostro, quindi per noi era molto importante chiudere la regular season con una vittoria e la volevamo cercare a tutti i costi, e l'abbiamo cercata e voluta fino alla fine e l'abbiamo anche meritata oggi. Era importante, abbiamo chiuso la regular season bene, chiaro che sono stati degli errori fatti nella prima parte, ma in questo periodo ovviamente abbiamo chiuso davvero alla grande in crescita. Il positivo, quello che ho detto, sia a livello individuale, ma ne parlo poco perché comunque vuol dire che arriva dalla squadra, dalla struttura della squadra, dalla voglia di andare a cercarsi un risultato che viene dalla settimana. Le settimane le stanno affrontando con giusto atteggiamento, la giusta attitudine, e quello si vede in campo, quindi noi quello che conta di più è sempre la mentalità, la testa e l'attitudine che hanno verso l'allenamento e di conseguenza verso la partita, e quest'oggi che poteva essere delicata perché è ultima di regular season, in vista della semifinale di Coppa poteva davvero essere una trappola, invece non ci siamo caduti. Esatto, era importante per chiudere bene, ma in vista della prossima settimana, anche avevamo un doppio fine oggi, e le somme esatto le tireremo tra poco. Adesso è di questa parte qua di regular, ma la dobbiamo mettere a parte perché effettivamente è già iniziata la settimana con oggi per preparare questa sfida di sabato contro la Roma, che per noi è importante, ma come dico sempre, prendiamo una alla volta, come sono state importanti, come era importante quella di oggi, il sabato scorso, quindi a noi non cambia. È chiaro che è un momento dove per la prima volta arriviamo in semifinale di Coppa e con tutta la consapevolezza e la leggerezza del mondo andremo a affrontare questa partita.